Amici bellini, buongiorno, perdonate un po' il ritardo, di solito il video di approfondimento tattico vi arriva la mattina presto, però ieri sera ero un po' stanco e sinceramente mi sono voluto guardare Hawkeye, quello là della Marvel. Cominciamo, È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, first thing first, I'm a realist. Simone Gallo, uno degli ultimi iscritti, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, bentornati a tutti i vecchi iscritti, un ringraziamento che non finirà mai da parte mia per tutti i vostri auguri, per la vostra presenza, la vostra vicinanza, per questo compleanno che non è stato dei migliori, bisogna dirlo, però voi l'avete reso migliore con la vostra presenza, veramente altro che community, siamo proprio amici. E quindi grazie mille, se vi trovate un like lasciatelo, anche perché mi mancano diversi like, perché la UEFA ha deciso di bloccarmi, di cancellarmi, di farmi uno strike di copyright. Per il video reaction di ieri, come avete visto, me l'hanno distrutto e quindi purtroppo è così. Altri canali glieli fanno mettere le immagini anche proprio senza occhiali, senza niente. A me mi bloccano, vabbè. Ecco perché io alle volte vi dico: iscrivetevi al canale Telegram in basso che trovate in descrizione, perché lì siamo più o meno 800 e qualcosa, arriviamo almeno a 1000 di voi a cui io posso mandare contenuti esclusivi e video che mi bloccano. Io ogni tanto mando anche delle piccole storie, dei link di Instagram divertenti. Insomma, Telegram poi è un programmino tipo WhatsApp fatto un pochino meglio. Ve lo ritrovate, credetemi, se qualcuno non ce l'ha ancora. Iscrivetevi al canale Telegram, così quello che non posso postare lo posso postare a voi, a quelli che sono iscritti. Bando alle ciance, io direi di andare direttamente alla lavagnetta. Con la lavagnetta pronta noi cerchiamo di tirare un attimo le fila, di ricordarci com'è andata questa partita. Lo so, mi manca Diego, potremmo fare video tutta la giornata, Diego, un anno da Diego, però non mi sembra neanche giusto, fondamentalmente è giusto così. Sono contento che il pallone nella statua che sta fuori almeno non è stato messo sotto alla caviglia sinistra, che non avrebbe neanche potuto correre oppure messo sul piede destro, così è stato aggiustato almeno sotto questo punto di vista. Bene, e mi manca Diego, possiamo ripetere mi manca Diego per tutto il video sotto nei commenti. Secondo me, chiaro, se volete parlare della partita parliamo della partita, ma hashtag mi manca Diego, hashtag Diego, perché mi manca Diego. Ed è un peccato che proprio nel periodo dove dovremmo ricordare Diego e dovremmo anche onorarlo con delle vittorie, perché Diego era tifoso del Napoli e quindi avrebbe voluto vederci vincere, è stato contento quando Mertens ha cominciato ad avvicinarsi ai suoi record, era contento perché con i record fanne di più di gol, così il Napoli vince. Insomma, Diego è veramente straordinario e mancherà per sempre. Ma andiamo a vedere cosa è successo durante la partita. Cerchiamo di ricordarci, non è facile, ma più o meno ce la dovremmo fare. Io qua tengo le bollette, le cose, ma fondamentalmente io mi ricordo, sta qua. Quello che poi, perché noi dobbiamo fare delle analisi oneste, no? E non dobbiamo fare né drammoni né dire che però va tutto bene, perché comunque lo Spartak è una squadra che è, tra virgolette, è abbordabile. Quando si gioca in Europa tutte le squadre vanno rispettate come squadre europee che hanno una storia e hanno delle esperienze. Sicuramente non è una squadra che tu dici imbattibile, assolutamente no. Aver concesso 6 punti allo Spartak è una cosa grave per il Napoli, al di là delle assenze, delle attenuanti che ci sono, le conoscevamo l'anno scorso e le conosciamo adesso anche quest'anno, quindi con onestà noi dobbiamo mettere tutto sul piatto.
era possibile. Lo dice Spalletti, io non ho fatto l'approfondimento video solamente per le parole di Spalletti perché ha parlato poco, ma quello che ci dice, lui insiste a ricordarci che non ci sono alibi, anche quando gli dicono forse il tempo, la neve ha influito, ha detto no, non ha influito proprio niente, noi con questa squadra potevamo fare di più e l'abbiamo dimostrato alla fine del secondo tempo, perché nel secondo tempo il Napoli, la punizione di Mario Rui e vabbè, il colpo di testa di K2 e vabbè, il tiro di Mertens parato, il tiro di Lozano alto, il gol di Elmas, il tiro di Zielinski altissimo, il tiro di Lorenzo che è finito largo di sinistro, un altro colpo di testa di Elmas e quindi il Napoli che schiaccia nella loro metà campo l'avversario e anche poi dopo loro fanno un paio di occasioni, un tiro a giro loro che finisce di poco fuori, un colpo di testa loro alto. Nel primo tempo un po' più di equilibrio, ma loro cominciano molto bene, quindi il famoso concetto del quando che noi abbiamo sempre introdotto, non solo quando affronti certe squadre durante la stagione, ma anche il quando all'interno di una partita. Loro cominciano bene, fanno il rigore subito, purtroppo Bobotta ingenuo si fa tirare dall'avversario, il rigore subito, poi fanno un colpo di testa alto dove potevano andare subito sul 2-0, una parata di Meret. Poi arriva un cross di Lozano, un'occasione per Elmas che stava quasi per pareggiare, colpo di testa fuori loro sul corner, il tiro di Zielinski parato, quindi c'è stata l'occasione poi di pareggiarlo, arriva poi il 2-0 dove Mario Rui lascia un po' troppo spazio a Moses che può fare questo cross, Koulibaly lascia un po' troppo spazio all'avversario che salta di testa, Meret probabilmente lascia un po' troppo spazio tra lui e il pallone, il salto non ci arriva e poi arriva un colpo di testa di Lozano alto che non vede la porta. Quindi, rianalizzando tutte le occasioni della partita, il Napoli avrebbe potuto tranquillamente pareggiare nel secondo tempo, ma resta una sensazione di dovevamo fare molto di più. Questo mi sembra evidente. Le attenuanti ci sono, non avere dei giocatori fondamentali come Anghissà, come Fabian Ruiz a centrocampo cambia tutta la storia dello sviluppo del gioco. Il Napoli si presenta con questo 4-2-3-1 con Zielinski a centrocampo, il che io ripeto a me affascina. Zielinski lo ha fatto in passato anche con Fabian e forse la presenza di Fabian, che noi a volte sottovalutiamo, anche come fisicità aiuta uno Zielinski in regia, perché Fabian ultimamente ci stava facendo vedere anche una fase difensiva come posizionamento, come contrasti. Adesso è in fase calante, il contrasto che doveva fare contro l'Inter non è riuscito a farlo, ma abbiamo saputo da Spalletti che anche lui ha dei problemini fisici e quindi non l'ha voluto rischiare. Si comincia così, Bobotta, purtroppo questo è stato il problema. Di Lorenzo ancora una volta tutti i minuti, Malquit non gioca mai. Koulibaly a destra è sembrato molto non dico impacciato, ma un po' spaesato. Qui praticamente lui ha costruito la sua carriera, lui è destro, imposta anche con il sinistro, imposta col destro qui dalla sinistra e mi sembra sempre a suo agio. Qui a destra ha sbagliato moltissimi appoggi, moltissimo in impostazione e non mi è sembrato sul pezzo sugli attaccanti avversari che un po' di libertà l'hanno avuta. Juan Jesus così e così, niente di eccezionale, ma nemmeno grandi disastri. Mario Rui purtroppo un po' molle nella marcatura e quindi abbiamo sofferto in quella zona lì. Lobotka e Zielinski l'abbiamo visti. Dopodiché possiamo parlare degli attaccanti. Lozano ancora una volta qualcosa ce la fa vedere, non ci fa vedere finalizzazione, ma qui sulla destra molto spesso lo spunto riesce a portare almeno ad un cross, a volte è un cross basso, a volte è un cross non sempre precisissimo sulla testa o sui piedi degli attaccanti, però qualcosina ce la sta facendo vedere. Ci aspettiamo comunque molto di più da Lozano, che l'anno scorso spaccava le partite. Mertens meno nel vivo del gioco sicuramente, però poi anche lui nel secondo tempo il tiro al volo da questa zona lo fa e il portiere fa la parata forse più difficile di tutta la partita. Elmas invece molto bene, va detto, comunque ha creato lui più pericoli lui del Napoli
che nessun altro compagno, perché poi fa il gol, ha un'occasione nel primo tempo, ha 2 occasioni nel secondo tempo, quindi Elmas molto bene in zona Insigne, e Petagnone alla fine si è allottato. Questa doveva essere probabilmente anche la partita sua, visto il campo insomma molto pesante, e lui da carro armato che è, alla fine è protagonista anche dell'assist che porta poi con un passaggio preciso col suo sinistro sul colpo di testa di Elmas, e quindi ha lottato molto. Nel secondo tempo il Napoli si muove tatticamente anche in maniera diversa. Mertens andrà ad accompagnare Petagna molto più vicino, quasi sulla sua linea, e vediamo una situazione del genere con Lozano che si accentra un pochino, Di Lorenzo che si sposta quasi come centrocampista per garantire sovrapposizioni, anche Zielinski avanza e resta Lobotka praticamente da solo a centrocampo, con Elmas in questa zona qui un po' più basso e difesa a 3 con Koulibaly, Juan Jesus e Mario Rui più bloccato. Dopodiché, quando Spalletti deciderà di inserire Rachmani al posto di Lobotka, non è una sostituzione difensiva, perché Rachmani finirà qui, Mario Rui finirà a centrocampo e Juan Jesus si sposterà sulla sinistra, quindi non cambia nulla. Poi si alterneranno Zielinski da una parte, Lozano dall'altra, Lozano da questa parte, e finirà poi Lozano anche sulla fascia per garantire Elmas più vicino alla porta, e quindi magari sfruttare la velocità di Lozano un po' più da esterno, Elmas che invece ha più attitudine a riempire l'area con i suoi inserimenti. Questo è stato il piano tattico del secondo tempo, un esperimento che non ha portato a un gol, ma non ha portato poi al ribaltamento della partita. Non credo che sia proprio una cattiva idea tutto ciò, anche se qui poi rischi di infossarti un pochino, di pestarti i piedi, però insomma dovevi vincere, dovevi cercare di ribaltarla. Capisco la scelta di Spalletti, non capisco non aver fatto nessuna pallata, perché comunque il campo era pesante, quindi continuare a palleggiare non ci ha portato a grandi, non riuscivamo a saltare l'uomo, era complicata insomma saltare le linee molto chiuse dello Spartak, però questo è stato quello che abbiamo potuto fare. Non avevamo panchina, questo c'è anche da ricordarlo, perché l'unico in panchina che si poteva mettere era Fabian, che non stava neanche benissimo, e adesso noi dobbiamo stare molto attenti anche nei confronti della Lazio, perché ancora abbiamo molte defezioni, non sappiamo se recuperiamo Insigne, non sappiamo se Dem è già in forma per rientrare, perché si è negativizzato, per rientrare da titolare. Fabiano lo stesso ha fatto lavoro personalizzato tra palestra e altre cose, insomma, quindi dobbiamo ancora vedere. Il discorso adesso si fanno molte critiche a Spalletti, critiche ai giocatori, alla società, e mettiamo tutto nel calderone, va bene. Io voglio anche ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla live di ieri, dove abbiamo veramente snocciolato tutto quello che è il Napoli da sempre, e quando noi poi ci esaltiamo che vediamo delle belle cose, noi non dico ci illudiamo, ma insomma abbiamo la speranza che questo è l'anno giusto. Ogni volta diciamo questo è l'anno del Napoli, questo è l'anno del Napoli, e poi succede qualcosa e diciamo non è neanche questo l'anno del Napoli, e purtroppo è così. Però non è ancora finita nulla, abbiamo ancora un bel po' di punti di vantaggio sulla quarta posizione, che deve essere, lo ricordo, il nostro obiettivo stagionale, rientrare in Champions come chiesto dalla società, perché quella è l'obiettivo ed è l'obiettivo principale della società. Il Napoli lo può fare, sarà importantissimo non crollare verticalmente in basso contro la Lazio, perché lì poi si creerebbero delle reazioni a catena anche da parte dell'ambiente, e sappiamo che Spalletti, io l'ho notato progressivamente sempre un pochino più nervoso nelle interviste, insomma si vede che sta un attimo anche in difficoltà, sta cercando di cavalcare questa sua convinzione del niente alibi, e io spero che questa scelta pagherà. Ovviamente molti di voi mi hanno sollecitato anche sul rigore, mi avete mandato le immagini zoomate, che poi non abbiamo avuto replay, non abbiamo avuto altre inquadrature. Si vede che il pallone tocca la mano è abbastanza vicina al corpo, è una di quelle cose che si può dare e non si può dare. Mi sarebbe piaciuto un po' di attenzione anche dalla regia, no?
rivediamolo un po' più volte. Molto spesso abbiamo visto cose simili o anche inferiori fatte rivedere al rallentatore con la lente di ingrandimento per minuti e minuti. In questo caso non abbiamo visto nulla. Sottolineiamo atteggiamento antisportivo dello Spartak dentro e fuori dal campo, perché in campo ovviamente perdite di tempo, uscite di giocatori che ci hanno messo minuti e minuti, che poi questi minuti non vengono recuperati, e la storia delle squadre piccole che cercano di strappare punti alle squadre un po' più grandi. Non mi sorprende, oramai questo è, le simulazioni continuano a non sorprendermi, ma per me sono cose gravissime che prima o poi andranno punite con interventi grazie alla prova TV. Abbiamo milioni di telecamere, se l'arbitro non vede deve essere punito dopo. L'uomo che fa finta di stare a terra dolorante, che quindi inganna l'arbitro, che sta barando, poi controlla e poi e continua a rigirarsi per vedere se ha ottenuto quello che doveva ottenere, deve essere punito alla fine della partita. Squalifica, io ho detto a scalare, la prima volta perdi una partita, la seconda volta ne perdi 2, la terza volta ne perdi 3, e vediamo se ti togli il vizio di cercare di ingannare l'arbitro, perché noi ce la prendiamo con gli arbitri, ma se i giocatori continuano ad avere questo atteggiamento ad inganno, anche loro hanno una vita non facile nel valutare le azioni di gioco. Signori miei, vado a fare le pagelle per Fan Rating, perché se volete vedere i numeri li trovate su Fan Rating, c'è sempre il link in descrizione per la web app di Fan Rating. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi manca Diego, continua a mancarmi Diego, prima statua fuori dallo stadio, ce ne sarà un'altra che poi sarà negli spogliatoi, dobbiamo fare tutto quello che si può fare per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. Spero che lo facciano anche i giocatori in campo, perché io non posso dimenticare l'emozione che ho provato quando il Napoli con la maglietta dell'Argentina batte la Roma 4-0 e succede del sovrannaturale, perché è sovrannaturale. Insigne che segna su punizione, che non segna quasi mai, Politano che si scarta tutta la squadra quasi alla Maradona, Fabian col suo sinistro, insomma una roba emozionantissima che mi fece piangere. Potete trovare la reazione di quel 4-0 dove io piansi, era il sovrannaturale. Adesso mi dicono che a Napoli piove e non poteva far altro che piovere come ricordo di Diego che non c'è più, ma che ci sarà sempre per tutti noi. Da New York l'ho detto, Valerio Fluido è tutto, stiamo in campana, iscrivetevi al canale, lasciate un like per me, non lo chiedo per Diego perché sarebbe meschino, lasciate un like per me, che nonostante tutto io sto sempre qua, vittoria, sconfitta o pareggio, per voi, per me stesso, per il Napoli, perché il Napoli è amore allo stato puro. Quando facciamo critiche, quando ci sentiamo male, quando siamo esaltati o quando tutto va male, il Napoli è amore allo stato puro. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.